Buonasera a tutti ragazzi, stavolta parleremo di medicina, ritirata diciamo dal mercato, una cosa che secondo me abbiamo usato davvero tutti quanti ragazzi, quindi si parla del lotto del farmaco Zantac da 150 mg, quello da 20 compresse, quindi secondo alcune fonti contiene ranitidina, una sostanza considerata cancerogena. Quindi, ragazzi, chiunque diciamo avrebbe usato questo Zantac 150 mg, questo contiene una sostanza, diciamo, contiene cancerogene. Questa è una notizia, ragazzi, dell'AIFA, quindi Agenzia Italiana del Farmaco, quindi non è che lo dico io, questa è una notizia proprio dell'AIFA. Quindi questa qui è un farmaco, come ben sapete, che è utilizzato per curare il reflusso gastroesofageo, quindi chi di noi non l'ha preso, pure io l'ho preso, figuriamoci. Quindi questi ci ammazzano un po' alla volta, come dico io. Quindi l'agenzia giustamente italiana ha subito risposto e ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti del farmaco Zantac 150 mg, quello da 20 compresse, perché contiene proprio questa ranitidina che è considerata cancerogena. Quindi al momento pure i carabinieri addirittura ragazzi per la tutela della salute stanno verificando in tutte le farmacie per vedere se veramente è stato tolto dalle, diciamo, dai banchi delle farmacie. Quindi questo qua era anche un inibitore della secrezione acida, utilizzato pure per l'ulcera, pure mia mamma se lo prendeva sto Zantac 150, mi ricordo benissimo, anche perché mamma soffre di reflusso gastroesofageo, quindi adesso ha cambiato pillola già da un po', quindi adesso sta prendendo un altro tipo di pillola, ma non questo Zantac, no. Quindi dicono che questa NDMA è classificata come sostanza cancerogena per l'uomo e quindi questo è detto dall'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro, quindi la IARC. Ciao, Zio Jasmine. È stato ritirato, diciamo, dal banco dei medicinali il Zantac, quello da 150 mg, quello da 20 compresse, perché è cancerogeno. Quindi dopo 20 anni, sì, Zantac 150 mg, quello là da 20 compresse, è stato ritirato dall'agenzia italiana proprio, dall'AIFA, quindi dal mercato italiano. Quindi se avete Zantac 150 mg, buttatelo, perché lo so che uno dice vabbè ce lo siamo presi già, però buttatelo perché a lungo andare può portare il tumore, il cancro, quindi buttatelo assolutamente. Quindi adesso pure la IARC, cioè l'Agenzia Internazionale serve per l'acidità di stomaco, quindi reflusso esofageo, ulcera, per lo stomaco, in effetti è un farmaco per lo stomaco. Quindi diciamo che serve per curare lo stomaco, ulcera, tutte queste gastriti, queste cose qui, si dava per queste patologie qua. Quindi hanno visto che dopo tante cose, invece di curare semmai lo stomaco, qua faceva venire il tumore. Quindi dice addirittura che sarebbero molti più di una bistecca bruciata gli elementi cancerogeni, penso un poco. Quindi in effetti come ben sapete ragazzi anche la carne è cancerogena se cotta a temperature elevate. In effetti quando fanno la carne bruciacchiata ragazzi quella è cancerogena, quindi attenzione, io non dico di non mangiare la carne, però bruciata, cioè quando è ben troppo cotta che incomincia a diventare secca e cancerogena, quindi attenzione pure alla carne. Io non dico a chi piace la carne, eh sì, lo so, però purtroppo tutti quanti corrono dal dottore. Ciao Olivia.
Quindi tutti quanti, io mi ricordo all'epoca sto Zandac, tutti quanti, oi Danny, tutti quanti con lo Zandac per l'ulcera, per il reflusso esofageo, quindi mi ricordo pure mia mamma se lo prendeva, poi ha cambiato pinnola in effetti, però tutti quanti abbiamo preso il Zantac 150 mg, tutti l'abbiamo preso, quindi lo so perché è quello che davano la maggior parte dei dottori quando avevi problemi per lo stomaco. La prima cosa, ma ti parlo di una decina d'anni fa, eh. Poi sono uscite tante altre medicine, ma comunque è rimasta in commercio pure questa qua. Poi c'è stato chi ha cambiato, chi non ha cambiato, diciamo, però ancora tuttora era molto diffuso sto Zandac, quindi è stato proprio adesso pure i carabinieri stanno girando per le farmacie per vedere se è stato ritirato dal banco, diciamo, delle farmacie, quindi l'hanno preso veramente nel senso della parola questa cosa, quindi diciamo che deve essere assolutamente ritirato dal banco, diciamo, sanitario, quindi diciamo che sta renitidina si trova in questa pillola, diciamo. Vabbè ragazzi, io vi auguro buona serata, quindi la diciamo quella che è stata vietata, che è ritirata dal mercato italiano è il farmaco Zantac 150 mg da 20 compresse. Quindi questo è l'otto tolto dalla farmacia italiana, ma penso in tutto il mondo sarà ritirato, quindi non solo in Italia, perché questo Zantac l'ho sentito pure in Polonia e in Finlandia. Tanto è. Quindi tu invece di fare la chemio, al finale ci mettevi qualcosa di cancerogeno, che casino. Quindi è stato ritirato ragazzi, quindi assolutamente se lo avete in casa buttatelo e cambiate subito cura, quindi oramai i guai come si dice è fatto, quindi non è che adesso possiamo tanto pure io l'ho preso lo Zandac sfortunatamente diciamo, però fortunatamente poi sono cambiato con la pillola, quindi ho preso l'omeprazolo. Ciao Lupus. Quindi chiunque ragazzi prende questo farmaco Zantac 150 mg è meglio, bene così. Buona fortuna, ti auguro di stare sempre bene, Livia. Meglio così comunque. Sei stata più forte tu, meno male. Quindi ragazzi, mi raccomando, evitate sto Zantac 150 mg, pure se lo so, Jasmine, sì, però io non la prendo in effetti tutti i giorni, solo quando mi viene mal di stomaco oppure così, diciamo, qualche volta un po' di acidità, ma niente di più, cioè non è che la prendo fissa, capisci? Se posso farne a meno, ne faccio a meno, non è una cosa che io prendo proprio, diciamo, giornalmente, capì? Quando mi viene me la piglio, ma no che tutti i giorni me la prendo, quindi questo no. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo dopo, sempre, tanto è ancora presto per un altro video, altre notizie. Vabbè, questa qua era buona come notizia perché comunque chiunque vedrà questo video capirà che non deve pigliare questo farmaco, quindi è una cosa positiva, quindi una volta ogni tanto qualche video un po' più significativo pure fa bene. Di solito qua parliamo fantasmi, ghost, come no, bullismo, molestie e tutto il resto, quindi astronave, alien. Vabbè, ci sentiamo dopo. Vabbè ragazzi, dai, a dopo.